I consumatori, cercando la qualità e il valore, fissano gli standard di accettabilità dei prodotti e dei servizi, esprimendo un'opinione a suon di dollari. In questa sezione affronteremo due temi strettamente correlati: l'analisi dei costi e la fissazione del prezzo di vendita. La stima del prezzo di vendita è condizionata da due elementi: i costi che l'azienda deve sostenere per arrivare al prodotto o servizio da vendere e il valore percepito dal consumatore finale. I fattori che influenzano la percezione del prezzo di vendita da parte dell'acquirente sono molteplici. Tra questi annoveriamo i fattori culturali, sociali, personali e psicologici. Tra i fattori culturali abbiamo la cultura, ovvero i valori fondamentali, le percezioni, i desideri e i comportamenti che una persona apprende vivendo in una società; la subcultura, la nazionalità, le religioni, i gruppi etnici e le regioni geografiche; la classe sociale, ovvero la divisione della società relativamente stabile i cui membri condividono valori, interessi e comportamenti simili. Passiamo ad analizzare i fattori sociali. Abbiamo i gruppi di appartenenza e di riferimento: famiglia, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, gruppi religiosi, associazioni professionali, sindacati. Tra questi, la famiglia è la più importante forma di organizzazione della società. I suoi componenti esercitano una forte influenza sul comportamento d'acquisto gli uni degli altri. Ruolo e status: l'insieme delle attività che le persone che ci circondano si aspettano da noi e il livello di stima che viene associato a quel ruolo. Passiamo ora a descrivere i fattori personali. Tra questi abbiamo l'età e la fase del ciclo di vita, l'occupazione e le condizioni economiche. Descriviamo lo stile di vita. Il modello di vita di una persona è espresso nelle sue attività, nei suoi interessi e nelle sue opinioni. Studi hanno dimostrato che nel mondo alimentare le logiche di propensione all'acquisto di prodotti di alta qualità o di prezzo elevato, pensiamo al biologico o al chilometro zero, non sono direttamente proporzionali al reddito della famiglia e quindi sono la comunicazione e l'opinione pubblica ad influenzare questi generi d'acquisto. Passiamo ora alla personalità e immagine di sé. Queste sono caratteristiche psicologiche distintive che determinano le risposte nei confronti dell'ambiente. La percezione che si ha di se stessi, quindi l'immagine di sé. Passiamo ora ai fattori psicologici. Chi deve scegliere tra le diverse alternative di acquisto è influenzato anche da 5 fattori psicologici fondamentali: la motivazione, la percezione, l'apprendimento, le opinioni e l'atteggiamento. Iniziamo dalla motivazione. La motivazione, ovvero la spinta alla soddisfazione di un bisogno che diventa sempre più intenso e rilevante. La percezione è il processo attraverso cui un individuo seleziona, organizza ed interpreta stimoli e informazioni per ottenere una visione del mondo dotata di senso. Persone diverse hanno diverse percezioni dello stesso oggetto. L'apprendimento. L'apprendimento individuale avviene grazie a stimoli, occasioni particolari, esperienze. La capacità di apprendere porta al cambiamento e alla voglia di sperimentare. Le opinioni che le persone possiedono a proposito di prodotti e servizi sono alla radice dell'immagine di prodotto e di marca, determinando il comportamento degli individui. Se alcune opinioni vanno nel senso di sconsigliare l'acquisto, ma sono errate, il produttore può effettuare una campagna di comunicazione con l'obiettivo specifico di correggerle. L'atteggiamento. L'atteggiamento è la propensione verso certi acquisti, determinata da un insieme di condizionamenti e di convinzioni esogene. Le aziende tendono a proporre comunicazioni che confermano determinate convinzioni o al contrario che le cambino. Le vie di mezzo sono poco efficaci. Un altro aspetto molto importante è la relazione del prodotto e servizio rispetto alle altre marche concorrenti. Il confronto diretto del proprio prezzo rispetto alla concorrenza, pensiamo alla pubblicità comparativa dei detersivi, oppure le variabili connesse alla comunicazione che influenzano e dirottano gli acquisti verso un prodotto rispetto ad un altro, generando delle convinzioni nel consumatore. Il processo decisionale d'acquisto è costituito da 5 stadi. Il primo, il riconoscimento del bisogno. Il secondo, la ricerca di informazioni. Il terzo, la valutazione delle alternative. Il quarto, la decisione d'acquisto, sulla base di tutte le variabili di qui sopra. Il quinto, il comportamento post-acquisto, ovvero la fase di rilascio feedback, condivisione dell'opinione sui social network, consiglio o meno del prodotto ad amici e familiari. Le azioni post-acquisto del cliente dipendono dal suo grado di soddisfazione. La discrepanza tra aspettative e prestazioni può dar luogo ad una dissonanza cognitiva. Gli operatori del marketing devono adoperarsi per massimizzare la soddisfazione e ridurre l'insoddisfazione post-acquisto.
Nonostante possano verificarsi problemi di guasti e resi, risulterà molto importante monitorare la customer satisfaction attraverso un buon servizio di assistenza al cliente, che possa risolvere i reclami in breve tempo. Come ricorda il responsabile del customer service in British Airways, i clienti non si aspettano che siate perfetti, vogliono semplicemente che risolviate i problemi quando si verificano. Nella definizione del pricing, oltre a considerare gli aspetti connessi alla percezione del valore del prodotto da parte dell'acquirente, dobbiamo analizzare i costi diretti ed indiretti che l'azienda deve sostenere per arrivare al prodotto o servizio da vendere. Da questa premessa, l'azienda dovrà adottare una metodologia di analisi chiamata full costing, ovvero che tenga conto sia dei costi diretti sia dei costi indiretti. I costi diretti sono tutti quei costi che entrano direttamente nella produzione del bene o nell'erogazione del servizio. Sono costi che sono direttamente imputabili, per esempio le materie prime, i materiali ausiliari diretti, le lavorazioni da parte di terzi, l'energia, i trasporti, gli imballi o le provvigioni. I costi indiretti, invece, sono quei costi che sono direttamente imputabili al prodotto o al processo produttivo. Pensiamo ai costi dell'amministrazione o del marketing o agli stipendi. In questo senso, quindi, quando dobbiamo stimare il costo unitario di produzione di un prodotto o di un servizio, considerare solo i costi delle materie prime o solo i costi di lavorazione, quindi solo i costi diretti, è una valutazione parziale. Per avere una valutazione reale del costo totale, dobbiamo considerare anche i costi indiretti. Quindi, per esempio, spalmare sul numero di pezzi prodotti la relativa campagna di marketing, i costi di segreteria o di trasporto. Nel caso in cui l'azienda produca più di un prodotto, gli stessi costi indiretti comuni all'organizzazione dovranno essere ripartiti sulle diverse linee di produzione. Le tecniche di ripartizione più utilizzate nella prassi fanno riferimento al coefficiente di imputazione. La formula di riferimento è costo da ripartire moltiplicato per il coefficiente di imputazione. La difficoltà nell'adottare la metodologia del full costing è duplice. Da un lato, trovare i giusti centri di costo, a cui imputare la quota parte del costo indiretto. Dall'altra, trovare i coefficienti più significativi per ripartire il costo indiretto. Ipotizziamo di avere un'azienda che paga un costo annuale per la manutenzione degli impianti produttivi di 10.000 euro. Gli impianti su cui interviene normalmente la squadra per la manutenzione sono 3. La scelta del coefficiente potrebbe essere guidata dal numero di ore per cui un impianto è impiegato, solo diurno o 24 ore su 24. Oppure, in caso di soli impianti diurni, il coefficiente potrebbe essere la percentuale di volume di produzione. Pensiamo ad un'azienda che produce dispositivi da collegare allo smartphone, un misuratore di pressione e un termometro. È evidente che il prezzo di vendita al consumatore non è dato solo dalla somma dei pezzi della componente hardware e dell'assemblaggio, cioè dei costi diretti, ma deve tenere conto anche dei soldi investiti nella comunicazione e nello sviluppo software, cioè dai costi indiretti. La società è probabile che sostenga dei costi di comunicazione e di sviluppo che in alcune fasi potranno essere trasversali ai due prodotti. Pensiamo al sito web aziendale o allo sviluppo di librerie di codice condivise. L'azienda dovrà trovare dei coefficienti di ripartizione di queste due classi di costi, al fine di farli rientrare in modo coerente nel costo totale unitario dei due prodotti. Pertanto, il full costing è una metodologia che aiuta l'azienda ad avere una visione di insieme sui costi sostenuti e quindi a identificare il giusto prezzo di vendita.